Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La sanità calabrese non ha cambiato registro, i problemi di ieri rimangono, attese lunghe per un esame diagnostico specialistico, a Reggio la situazione è peggiore. L'Università di Arcavacata, secondo il Censis, è il miglior ateneo della Calabria, da borse di studio, servizi, infrastrutture e internazionalizzazione, i voti più alti, non bene Magna Grecia e Mediterranea. Presentato il progetto di collegamento veloce Catanzaro Lido Lamezia Aeroporto, 300 milioni di euro, le risorse investite e consegna dei lavori entro il 2020. Fuma uno spinello mentre guida e provoca un incidente sulla 2 nei pressi di Palmi, un 43enne è stato denunciato dalla Polstrada. Fissata per il 17 settembre l'udienza davanti al GUP del Tribunale di Reggio Calabria per il sindaco Falco Matà e la sua giunta dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM. Andrea Grassi è il nuovo questore di Vibo, si è insediato stamattina, proviene dalla questura di Firenze. Apre ad Amendolara la sede calabrese dell'Istituto Nazionale di Biologia Marina, l'iniziativa apre nuovi scenari sia scientifici che occupazionali. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG. Primo piano, la sanità, una statistica pubblicata dal Corriere della Sera rivela i dati relativi ai tempi d'attesa per le prime visite o gli esami diagnostici nelle varie regioni d'Italia. Chi c'è in coda alla classifica? Naturalmente la Calabria, o meglio la provincia di Reggio Calabria, dove solo il 50% degli utenti riceve la prestazione nei tempi previsti dalla legge. Nell'articolo del Corsera anche un virgolettato del commissario Massimo Scura. I particolari nel nostro servizio. Hai bisogno di una visita o un esame diagnostico, ad esempio oculistico o cardiologico, e ti rivolgi al Servizio Sanitario Nazionale? Nessun problema se sei un cittadino dell'Emilia Romagna o del Veneto o Ligure. Nel 98 o mal che vada 95% dei casi, l'esigenza sarà soddisfatta e riceverai la prestazione richiesta secondo i tempi previsti dal Piano Nazionale. È una statistica pubblicata dal Corriere della Sera che rivela i dati relativi ai tempi d'attesa per le prime visite o gli esami diagnostici nelle varie regioni d'Italia. Ma quanto attende invece un cittadino calabrese? Il quotidiano di Via Solferino, per quanto riguarda la nostra regione, inserisce nel grafico il dato relativo alla sola provincia di Reggio Calabria, che risulta essere il più basso a livello nazionale. Solo il 50% dei cittadini che si rivolgono al servizio sanitario riceve la prestazione, prima visita o esame che sia, entro i limiti di 30 o 60 giorni stabiliti dalla legge. Una situazione analoga a quella che si registra in Sardegna. È evidente che la scelta di prendere in esame il dato parziale riferito al territorio reggino è un escamotage che consente di fornire il risultato peggiore, che desti quindi maggiore stupore e indignazione. Non è dato sapere, leggendo il grafico, quale sia invece la percentuale su base regionale, ma leggendo l'articolo si apprende da un virgolettato attribuito al commissario della sanità calabrese Massimo Scura che la situazione a Cosenza e Catanzaro è meno drammatica e che questo stato di cose è una vergogna, un problema culturale, afferma Scura, che attecchisce col beneplacito della politica, a sua volta collusa. Parole durissime quelle pronunciate dal commissario della sanità, che dalle colonne del Corriere descrive un comparto sanitario calabrese malato come, se non più, di 3 anni fa, quando lo stesso commissario si è insediato con l'obiettivo di ripianare il debito sì, ma anche di migliorare i servizi a disposizione dei cittadini. Cambiamo argomento, parliamo di università, c'è una buona notizia perché il Censis promuove l'Unica, l'Ateneo di Arcavacata si piazza al secondo posto nella classifica dei grandi Atenei, voti alti per borse di studio e servizi. Vediamo. Anche quest'anno la classifica del Censis sugli Atenei italiani premia l'Università della Calabria. Il campus di Arcavacata infatti si piazza al secondo posto nella graduatoria dei grandi Atenei, a qualche decimo di voto di distanza da Perugia, in testa alla classifica. Il voto complessivo ottenuto dall'Unica è 92, un risultato ottenuto grazie all'offerta su borse di studio e servizi e che consolida la performance come migliore accademia calabrese nella recente graduatoria pubblicata da Repubblica. Nel dettaglio l'Università
l'Università della Calabria ottiene un punteggio di 110 per borse di studi e servizi, 94 per comunicazione e servizi digitali, 75 per quanto riguarda le strutture e 71 infine per l'internazionalizzazione. Per la Magna Grecia di Catanzaro e la Mediterranea di Reggio Calabria invece cambiano gli ambiti e anche il voto finale. L'Ateneo di Catanzaro si piazza così al 16° posto su 18 concorrenti tra i medi atenei e il voto complessivo ottenuto è di 76,2. A penalizzare la Magna Grecia la performance alle voci borse, strutture e internazionalizzazione. Reggio Calabria infine nella graduatoria dei piccoli atenei arriva a metà classifica, quinta su 10 con un punteggio di 83,2. Nel caso dell'Ateneo Reggino il risultato finale è determinato dai voti bassi per i servizi e per l'internazionalizzazione e proprio quest'ultima voce è ancora il tallone d'Achille per le 3 università calabresi. 300 milioni di euro per l'area centrale della Calabria. Ha presentato il progetto di collegamento veloce tra Catanzaro Lido e Lamezia Aeroporto. Vediamo. La svolta per l'area centrale della Calabria arriva dal progetto presentato oggi a Catanzaro che di fatto dà il via alla realizzazione della metropolitana di superficie che collegherà Catanzaro Lido con Lamezia Terme, ammodernamento ed elettrificazione della linea. Quanto costerà l'intervento? Sono circa 300 milioni di euro complessivamente, anzi oltre 300 milioni di euro complessivamente, di cui 160 saranno utilizzati per l'ammodernamento e la correzione anche in alcuni tratti delle curvature della linea ferroviaria da Catanzaro Lido, Lamezia e del collegamento con l'aeroporto. Ho sempre detto che bisogna puntare ad avere uno scalo all'aeroporto e noi naturalmente con questo investimento realizziamo questo. Si riducono i tempi di percorrenza, si alza la velocità perché appunto con questo investimento si realizza una velocizzazione della percorrenza e possiamo dire anche qui che si realizza di fatto una metropolitana di superficie tra Catanzaro Lido, Lamezia Aeroporto. Nel corso dell'incontro illustrati gli step che consentiranno i collegamenti veloci tra la città capoluogo e l'aeroporto. 2 anni i tempi previsti, i lavori dovrebbero concludersi entro il 2020. Lamezia, dice il governatore, è fondamentale per la regione. Stiamo realizzando opere di carattere strutturale i cui effetti si vedranno nel giro di 2-3 anni. Ma noi abbiamo voluto programmare risorse in questa direzione perché Lamezia è il nodo centrale del raccordo infrastrutturale e della mobilità esterna alla Calabria e interna alla Calabria. Ho sempre detto che Lamezia è il hub fondamentale della mobilità, oggi realizziamo appunto l'ammodernamento in questa direzione. Da Catanzaro a Reggio Calabria perché è stata fissata per il prossimo 17 settembre l'udienza davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Reggio per il sindaco Falcomatà e la sua giunta. Dovrà decidere il GUP sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero. Vediamo. L'albergo Miramare, un tempo perla della via Marina di Reggio Calabria, un gioiello che rendeva lustro allo scenario del chilometro più bello d'Italia, almeno ai tempi di D'Annunzio. Da anni al centro di polemiche e aspri confronti con conseguenze giudiziarie che adesso tornano attuali dopo che la Procura di Reggio ha chiesto il rinvio a giudizio del sindaco Giuseppe Falcomatà e dei componenti della sua prima giunta, eccezion fatta per Mattia Neto. L'accusa è abuso d'ufficio e falso nella assegnazione dell'ex hotel che si voleva restituire a nuova vita, anche se non più nel settore alberghiero. Come si ricorderà, dopo anni dalla chiusura, il sindaco Falcomatà aveva deciso di salvare l'immobile affidandolo all'associazione Il Sottoscala, che avrebbe dovuto lì gestire le proprie attività. L'assegnazione non è mai stata completata, anche perché ci fu una denuncia dell'ex assessora Angela Marcianò, oggi comunque anche lei indagata
indagata che segnalò l'anomalia della procedura. La Procura di Reggio sospettò dall'inizio che quell'assegnazione fosse un tentativo di trattamento di favore nei confronti di Paolo Zagarella, presidente del Sottoscala e amico personale del sindaco. I magistrati peraltro sostengono che non furono prese in considerazione altre associazioni, forse nell'ottica di ricambiare la collaborazione di Zagarella per la campagna elettorale per le primarie nel PD del 2014. Il 17 settembre prossimo il sindaco, gli assessori Armando Neri, numero 2 di Palazzo San Giorgio, Saverio Angelone, Giuseppe Marino, Giovanni Muraca, Antonio Zimbalatti e gli ex assessori Agata Quattrone, Patrizia Nardi e Angela Marcianò, oltre a Paolo Zagarella e ai dirigenti Gennaro Acquaviva e Maria Luisa Spanò, dovranno presentarsi davanti al GUP per l'udienza preliminare, nella quale si deciderà il loro rinvio a giudizio o il loro proscioglimento. Fuma uno spinello mentre guida e provoca un incidente. L'uomo è stato denunciato. Questa e tante altre notizie nelle nostre brevi. Un evasore totale è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Paola. L'indagine ha ricostruito l'effettiva posizione fiscale di un'azienda attiva nel settore del commercio di accessori per auto. L'analisi della contabilità ha permesso di rilevare che la società ha indebitamente dedotto dal reddito d'impresa oltre 300.000 euro di costi, riducendo il reddito imponibile. Complessivamente le imposte evase sono state calcolate in circa 450.000 euro. 9.000 arbusti di cannabis scoperti dai carabinieri in un terreno tra i comuni di Nicotera e Ioppolo nel Vibonese. I militari hanno individuato anche un deposito dove erano stati accantonati 23 kg di sostanza vegetale secca. La droga è stata distrutta, le indagini dei carabinieri proseguono per individuare i responsabili della coltivazione. Fuma uno spinello e provoca un incidente. Un 43enne di Lecce è stato denunciato in stato di libertà. L'uomo, a cui è stata ritirata la patente, secondo quanto ricostruito dalla Polstrada, ha tamponato una moto con a bordo 2 persone sulla 2 tra gli svincoli di Gioia Tauro e Palmi. L'uomo è stato trovato dagli agenti con lo spinello ancora acceso. 71 i migranti sbarcati nel porto di Crotone da un veliero di 8 metri, soccorsi dalla Guardia di Finanza, 2 i presunti scafisti fermati, i migranti, tra cui 8 donne e 15 bambini, tutti in condizioni giudicate buone, sono di nazionalità curda e irachena e sarebbero partiti nei giorni scorsi dalle coste della Turchia. I migranti sono stati trasferiti all'hub regionale di Sant'Anna. L'applicazione YouPol, molto utilizzata dai cosentini per denunciare reati, il nuovo metodo consente di allertare la Polizia di Stato direttamente dal cellulare. Molte le segnalazioni arrivate in questura anche in forma anonima. Ad utilizzare YouPol soprattutto i giovani. Ci spostiamo a Vibo Valentia, dove si è insediato il nuovo questore. Si tratta di Andrea Grassi, 52 anni, proviene dalla questura di Firenze e dallo SCO, il servizio centrale operativo della Polizia di Stato. Grassi è in polizia da 27 anni, è stato particolarmente impegnato nelle ricerche in Italia e all'estero dei latitanti di mafia e 'ndrangheta. Vediamo. Si è insediato ufficialmente alla guida della questura di Vibo Valentia Andrea Grassi, classe 66, di origini pugliesi. Prende il posto di Filippo Bonfiglio, che lascia Vibo Valentia dopo 3 anni di permanenza. Andrea Grassi proviene dalla questura di Firenze, dove è stato vice questore vicario. Il nuovo questore di Vibo Valentia proviene da una famiglia di poliziotti. Suo padre Giuseppe è stato infatti dirigente della squadra mobile di Firenze negli anni 70. Andrea Grassi è in polizia da 27 anni ed ha prestato servizio nello SCO. Investigatore di razza, è stato particolarmente impegnato nelle ricerche in Italia e all'estero dei latitanti di mafia e di 'ndrangheta. Nel 1992 è stato chiamato a lavorare a Palermo dopo le stragi di Falcone e Borsellino. Ha già collaborato con l'attuale procuratore della DDA di Catanzaro, Nicola Gratteri. Penso che uno dei compiti fondamentali di un questore sia quello di conoscere non solo il territorio astrattamente ma concretamente. Quando dico conoscere il territorio concretamente intendo dire capire e comprendere le esigenze della cittadinanza, dell'utenza che ha bisogno di sicurezza. Per conoscere ci vuole tempo, ci vuole umiltà, ma ci vuole anche tanta dedizione. Sapere consente di saper fare e di saper essere, quindi questi sono secondo me i filoni sui quali muoversi. Una profonda conoscenza del territorio,
ma quando dico profonda mi riferisco, ecco, alle reali esigenze di sicurezza, che non è soltanto una sicurezza percepita, quindi effimera e astratta, spesso è concreta. Lei ha lavorato con il procuratore della DDA Gratteri in passato, a questo punto nel suo ruolo questa collaborazione diventerà ancora più frequente e importante. In base alla sua esperienza, quale tipo di lavoro immagina di poter fare? Sa bene che il questore non è ufficiale di polizia giudiziaria. Chiaramente per me è un motivo è un privilegio, insomma, conoscere il procuratore Nicola Gratteri, col quale in effetti in passato ho avuto la soddisfazione di svolgere alcuni lavori proprio sull''ndrangheta e sulle proiezioni nazionali e internazionali dell''ndrangheta. Vibo Valentia, la struttura investigativa di Vibo, ha tutto l'interesse a creare una sinergia con la Procura distrettuale antimafia e con le altre forze di polizia in campo, perché è un lavoro difficile, che va condiviso con una sinergia che deve essere reale, concreta e non di facciata. L'amministrazione comunale di Polisten ha pubblicato 2 bandi dedicati per i giovani disoccupati. Vediamo. L'amministrazione comunale di Polistena guarda i giovani disoccupati della sua comunità pubblicando 2 bandi, il primo relativo all'assegno di sopravvivenza con scadenza il 20 luglio e l'altro relativo alla selezione per 14 posti per il progetto di servizio civile nazionale a valere su Garanzia Giovani. Si tratta di 2 iniziative rivolte ai giovani disoccupati tra i 18 e i 29 anni che il governo locale polistenese intende portare avanti, sostiene il sindaco Michele Tripodi, in coerenza col proprio programma politico-amministrativo. Il finanziamento dell'assegno di sopravvivenza, iniziativa denominata così provocatoriamente, è ottenuto grazie al taglio delle indennità di sindaco e assessori di circa il 35%. Risparmio di spesa questo che, per precisa scelta e volontà politica dell'attuale amministrazione comunale, consente di elargire ogni anno un sussidio fino a 250 euro al mese dal 1 luglio al 31 dicembre ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni appartenenti a nuclei familiari disoccupati e senza reddito. Il finanziamento del progetto del servizio civile invece è stato ottenuto grazie alla partecipazione straordinaria al bando del Ministero nell'ambito del PON, ossia l'iniziativa Occupazione Giovani. Esso si sviluppa sui temi interculturali e dell'integrazione e coinvolgerà 14 giovani che percepiranno per un anno un sussidio di circa 500 euro. A Mendolara, la sede calabrese dell'Istituto Nazionale di Biologia Marina, l'iniziativa apre nuovi scenari sia scientifici che occupazionali. Vediamo. Apre in Calabria la sede dell'Istituto Nazionale di Biologia Marina, che attualmente è tra le più prestigiose realtà di ricerca sul mare d'Europa. Nella Sala Oro della Cittadella Regionale a Catanzaro la presentazione dell'iniziativa, che consentirà di valorizzare e conservare l'immenso patrimonio subacqueo dei mari calabresi. La stazione avrà la propria sede scientifica ad Amendolara, per dare la possibilità anche di partire dalla valorizzazione della secca di Amendolara. Si occuperà poi dell'ente parco marino che ha riunito tutti i parchi marini che noi avevamo in Calabria, oltre che dell'area marina protetta. Vogliamo partire dalla valorizzazione della Posidonia, ma naturalmente rivolgerci poi a tutti gli altri habitat naturali marini. L'Istituto potrà fornire inoltre alle amministrazioni locali suggerimenti e studi sulla gestione integrata della fascia costiera su pesca, acquacoltura, erosione e inquinamento. La presenza del prestigioso istituto apre dunque nuovi scenari, non solo dal punto di vista naturalistico ma anche occupazionale. Uno degli obiettivi che vogliamo portare avanti è un reclutamento possibilmente di cervelli calabresi che si sono formati magari all'estero o in altri posti d'Italia, che accetteranno la sfida di tornare in Calabria. Questo è uno degli aspetti. Poi ovviamente è uno dei più importanti istituti di ricerca sul mare del mondo e la sfida diventa importante perché la Calabria dal punto di vista della biodiversità marina è importante. Basta pensare oltre gli 830 km di costa oltre il 17% di biodiversità marina, insomma, quindi è un hotspot di biodiversità unico. Ancora per le iniziative, questa volta parliamo di cultura e spettacolo. È stato presentato il Cetraro Summer Fest, un ricco cartellone di appuntamenti per luglio e agosto con grandi nomi dello spettacolo. La conferenza stampa c'è stata in questi giorni, noi l'abbiamo seguita.
7 rassegne, un unico cartellone, dalla letteratura alla musica leggera, ma c'è spazio anche per la notte bianca e gli artisti di strada. Il Cetraro Summer Fest, presentato nella cittadina tirrenica, è il programma promosso dall'amministrazione comunale, l'appuntamento, anzi gli appuntamenti per residenti e turisti. Si partirà a luglio con un evento storicizzato che ha ottenuto il finanziamento della Regione Calabria. Il progetto si chiama Settimana della Cultura Benedettina ed è stata finanziata, ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Calabria che ha consentito all'amministrazione di Cetraro di programmare una serie di eventi anche con un certo anticipo. La Settimana della Cultura Benedettina è un programma ampio a cui collabora naturalmente e partecipa l'assessorato alla cultura di Cetraro insieme agli amministratori e ai consiglieri delegati, perché all'interno di questo cartellone trovano spazio diverse iniziative che vanno dai dibattiti e dai convegni di luglio in occasione della festa patronale di San Benedetto fino all'11 in cui è previsto addirittura il concerto di Pupo nella Piazza del Popolo. Ad agosto sarà la volta del Festival del Mediterraneo con i grandi nomi dello spettacolo. Si alternano sul palco Peppino Di Capri il 12 agosto con la Stefano Paratresi Band, Massimo Ranieri il 14 agosto con lo spettacolo Sogno e Sondesto 400 volte e ci sarà anche uno spettacolo di cabaret, teatro canzone, ovvero Enzo Iacchetti con intervista confidenziale. Si andrà avanti fino a settembre nella Summer Fest, ci sarà spazio anche per il jazz, la musica classica. Finalmente Cetraro, non solo con il programma estivo, ma con tanti altri tipi di manifestazioni, assume finalmente i caratteri di una città turistica. Un programma che ci soddisfa molto perché abbraccia vari gusti e vari argomenti, un programma che spazia dalla cultura alla musica popolare, al cabaret, ai grandi concerti, agli artisti di strada, insomma è un programma che coniuga gusti popolari e anche gusti un po' più raffinati, non dimentichiamo anche il jazz, la manifestazione jazz che ospita artisti di una certa levatura. Gizzeria anche quest'anno capitale del kitesurf, al via il prossimo 25 luglio, vediamo. Non è estate se non si parla di kitesurf. Alle nostre latitudini ormai un appuntamento molto atteso. Il campionato del mondo assoluto in programma Gizzeria Lido dal 25 al 29 luglio richiama in Calabria appassionati e curiosi e tantissimi atleti della disciplina sportiva. Sono degli atleti che hanno già alcuni guadagnato la loro presenza alle Olimpiadi Juniores di Buenos Aires del 2018 e insieme a loro ci saranno i team, le loro famiglie. Registriamo circa al momento 24-25 nazioni appunto da tutte le parti del mondo, tra quelli più lontani il Brasile, la Colombia, il Venezuela, il Nord America, l'Australia, chiaramente tutti i paesi europei. 100 regatanti che si sfideranno provenienti da 25 nazioni nel tratto di mare prospiciente la struttura turistica dell'Anglus Beach. Un movimento fortissimo, un movimento di questa disciplina in particolare che conta numeri veramente vertiginosi e che sta sempre di più crescendo. Ricordo che una riunione di World Sailing di qualche mese fa ha decretato l'ingresso del kitesurf alle Olimpiadi. In Francia avremo finalmente questa disciplina, quindi è proprio dai giovani che le federazioni contano di poter usufruire e poter vedere i giovani atleti del futuro. Un evento internazionale straordinario che la Regione Calabria ha deciso di sostenere, anche perché è un connubio perfetto fra sport e turismo, e poi c'è il luogo che grazie alla particolare connotazione del tratto di mare consente un'ottima performance nella pratica di questa disciplina che necessita di condizioni di vento ideali. Da quest'anno durante i giorni della manifestazione ci sarà spazio anche per il sociale con il progetto Kite per Tutti, in cui gli atleti differentemente abili mostreranno come sia possibile praticare il kitesurf anche in presenza di handicap. E chiudiamo con la previsione del tempo. Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. Un promontorio alto pressorio alimentato da aria calda di origine africana
sta interessando parzialmente il territorio italico. Nelle prossime ore le temperature tenderanno a salire sensibilmente, soprattutto sul centro-sud, con le regioni del nord che resteranno invece preda di fenomeni instabili sparsi. Andiamo a vedere le previsioni in dettaglio per le prossime 48 ore sulla nostra regione. Mercoledì sarà all'insegna del sole e del caldo, se si fa eccezione per della nuvolosità blanda e sterile che potrà interessare il settore tirrenico centro-settentrionale soprattutto in mattinata. Le temperature risulteranno stazionarie, sia nei valori massimi che in quelli minimi. Andiamo ora invece a dare lo sguardo al comportamento dei mari e dei venti. Mercoledì avremo venti deboli da nord-nord-ovest su Tirreno, variabili dai quadranti meridionale sempre deboli su Ionio. I mari risulteranno poco mossi ovunque. Bene, prima di salutarci vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.meteoincalabria.it, nonché la nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/meteoincalabria, dove potrete interagire direttamente con lo staff di Meteo in Calabria. Bene, anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.